Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Come vogliamo appunto analizzare questo match? Ecco, che è stato un po' un match dai due volti, si può dire? Sì, no, dobbiamo stare tranquilli perché sarà, ripeto, un campionato lungo, difficile, quindi si vinceranno partite e si perderanno, quindi analizziamola con totale serenità. Siamo partiti, o meglio, San Miniano è partita in maniera veramente eccezionale, non sbagliando praticamente mai, anche se noi non siamo stati la mestre che dovremmo essere, ovvero sia un po' pigri nella difesa dell'uno contro uno, nel concedere tanti secondi tiri e palle vaganti, al di là del fatto che onestamente San Miniano ha giocato veramente molto bene. Poi abbiamo riassettato le cose, abbiamo difeso come dobbiamo difendere, come dovremmo difendere, giocando un'ottima pallacanestro nel terzo quarto, dove abbiamo fatto un parziale importante, dove secondo me con tanti tiri aperti potevamo addirittura fare un parziale ancora più forte. Siamo stati punto a punto fino alla fine e poi lo straniero di Sanve ha preso in mano lui la situazione e ha vinto la partita praticamente da solo. Questo è quello che succederà, il campionato è di altissimo livello e oggi abbiamo avuto un assaggio di questo. Sarà un bellissimo campionato, ma un campionato dove noi dovremo, con la tipologia che abbiamo approntato quest'anno nella squadra, dovremo affrontare sempre tutte le partite con coltello fra i denti, perché non avremo a fronte delle squadre più forti il talento che magari le squadre più forti di questo campionato avranno, quindi dobbiamo essere super organizzati, super bravi e sempre mettendo in campo una difesa arcigna e dura da battere. C'è tanto da fare perché abbiamo fatto delle bellissime cose, abbiamo fatto anche delle cose che ovviamente dopo 17 giorni non possono essere fatte, però i ragazzi stanno lavorando bene, stanno lavorando con intensità, con attenzione e quindi sono convinto che arriviamo pronti all'inizio del campionato. Era meglio continuare il percorso perché un conto è fare amichevoli, un conto è giocare partite ufficiali, però il campo ha detto questo, San Miniano ha meritato la vittoria, noi lavoriamo, ci dobbiamo preparare in maniera veramente importante per l'inizio di questo campionato che sarà molto 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 bello ma anche difficile. In tal senso, coach, come sta procedendo la costruzione della Gemini Basket Mestre dal punto di vista sia tecnico che dell'amalgama tra i giocatori? Sì, abbiamo, ripeto, lavorato tanto finora, Morgillo ha perso 10 giorni e si è visto che è un po' più indietro rispetto agli altri, ma è normalissimo. Abbiamo fatto, ripeto, buone cose, però ovviamente 4 giocatori nuovi in un contesto e un sistema che è complesso come quello che io metto in atto ogni anno, e quindi ci vuole anche il tempo per maturare questa situazione, per lavorare in funzione di inserire al meglio questi nuovi giocatori. Però secondo me tutto procede molto bene, abbiamo incontrato una squadra subito fortissima, ma va bene così perché ci fa capire appunto quale sarà il campionato 2023-24 di B di eccellenza. È stata la vostra prima partita ufficiale questa, dal punto di vista agonistico almeno. La vittoria è andata a San Vendemiano. Coach Ciocca ha detto che hanno vinto meritatamente, sei d'accordo? Sì, assolutamente, concordo con quanto ha detto Ciocca. Hanno impattato a gara meglio di noi, sono stati più concreti davanti e più solidi dietro nei primi 2 quarti, quindi poi a questo livello quando scavi un gap così importante ricucire è tosto. Oggi siamo stati bravissimi a riuscirci, però ovvio che paghi un extra sforzo che poi verso alla fine si è visto che loro avevano più lucidità. Ecco, avete fatto però un gran recupero, quindi ci avete creduto fino in fondo, si può dire anche questo? Sì, no, quello assolutamente, ma è doveroso, la mentalità mestrina ci impone di crederci sempre fino in fondo. La cosa positiva appunto che dopo i primi 2 quarti assolutamente insufficienti ci sia stata una reazione da parte della squadra e questo non è scontato, ma è un valore importante. Ecco, secondo te questa Gemini Basket Mestre, fermo restando che siamo all'inizio, ci vuole ancora un po', ecco, ma almeno sulla carta, ecco, dove potrebbe arrivare? Dove potrebbe arrivare è presto dirlo, sicuramente l'obiettivo nostro della società è quello di fare playoff. Sappiamo che sarà un campionato duro, molto duro, anche rispetto all'anno scorso c'è quasi una categoria di differenza, però assolutamente il nostro obiettivo sono i playoff. Dove possiamo arrivare dopo 3 settimane è un po' presto dirlo.
Ecco, comunque dal punto di vista dell'amalgama tra i giocatori a che punto siete? Ma stiamo lavorando molto, sono passate appunto 3 settimane e abbiamo fatto parecchio lavoro, comunque rispetto all'anno scorso già c'era un nucleo di partenza, quindi abbiamo caratteristiche assolutamente diverse rispetto all'anno scorso, però ci stiamo amalgamando bene, quindi io sono fiducioso che ora abbiamo altre 3 settimane più o meno e ci faremo trovare pronti da prima di campionato.